Ciao, torno con una nuova passeggiatina in Friuli. Sono nel biotopo delle risorgive di Flambro, riconosciuto nel 1998, che con i suoi oltre 70 ettari nel comune di Talmassons è il più vasto complesso di vegetazione umida d'acqua dolce in regione. Si sviluppa nella bassa pianura friulana al di sotto di quella che è la linea delle risorgive, una linea diciamo immaginaria che attraversa tutta la pianura, dove le acque di falda affiorano limpide e fresche dal suolo, cosa che determina una grandissima disponibilità d'acqua che ha formato nel tempo un intricato reticolo idrico superficiale e un sistema di habitat umidi con numerose olle. L'area è visitabile attraverso un percorso ad anello adatto a tutti che parte dal Mulino Braida, edificio risalente al 1700 di notevole pregio ambientale e architettonico, che ad oggi ospita il centro visite, più mostre temporanee e spazi per eventi. Il percorso, che permette di ammirare la biodiversità del biotopo nella sua totalità, si svolge su strade sterrate e ponticelli e in alcuni punti attraversa le olle e si inoltra nella vegetazione varia e ricca con ben 5 specie endemiche, ovvero che si trovano soltanto qui. L'ambiente più particolare è quello della torbiera, dove a causa della morfologia del suolo si verifica un perenne ristagno d'acqua. Un ambiente molto vulnerabile e minacciato, basti pensare alla siccità che colpisce ogni anno più duramente queste zone. Un altro ambiente raro e di alto valore naturalistico sono le praterie umide, ricche di specie con fioriture colorate in primavera. In ogni caso, io sono qui d'inverno, ogni stagione è comunque l'ideale per visitare l'area, perché regala sfumature sempre diverse. Siamo giunti alla fine della passeggiata e, come al solito, mentre scorre il videino riassuntivo di Relive, dove vedete anche distanze e più o meno i tempi, considerate però che io mi fermo a fare foto e video, vi lascio comunque in descrizione la traccia GPS di Komoot. Vi invito a lasciare un like e a commentare il video se vi è piaciuto. Se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e attivate anche la campanella per non perdervi i prossimi video. Per sostenere il canale vi ricordo che qui sotto avete due possibilità, ovvero il tasto grazie, in cui potete fare una donazione una tantum, oppure abbonandovi a meno di un caffè al mese potrete avere alcuni benefit, tra cui l'accesso anticipato a tutti i video. Una volta che li carico, poi comunque verranno resi pubblici il venerdì alle 18. Qua sotto in descrizione, oltre alla traccia GPS, trovate i link anche a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure. Non mi resta che darvi appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video e vi lascio come al solito dicendovi Have a nice life!